Mentre qui proseguono assaggi e degustazioni dei prodotti che sono stati portati dai vari produttori dell'Emilia Romagna, perché appunto abbiamo incontrato i vini bolognesi come il Pignoletto, ma anche quelli modenesi come il Lambrusco, naturalmente le pesche e le nettarine di Romagna IGP, insomma un serbatoio veramente di cose meravigliose. Però dicevo, cambiamo solo pagina per qualche minuto prima di ritrovarci insieme con il brindisi finale e ci occupiamo di cavallo agricolo italiano da tiro pesante e rapido, più brevemente TPR, una razza selezionata dal 1927 ma che risale al 1860, originaria della pianura veneta, ferrarese e friulana, aree in cui si diffusero le sue lontane progenitrici dotate di forte e robusta costituzione. Oggi è tornata alla ribalta sia per le sue caratteristiche rustiche ma anche per tutti i temi legati alla biodiversità e alla salvaguardia dell'ambiente. Alla fine dell'Ottocento il deposito Stalloni di Ferrara diede inizio ad un'attività di selezione con fattrici locali padane incrociate con stalloni dal Polesine, poi purasangue inglesi, arabi e bretoni, alla ricerca di un cavallo più grande e più forte da utilizzare nei lavori in campo agricolo e nel settore militare. Nacque così un cavallo robusto di mole medio-pesante, dotato di brillantezza ed eleganza nei movimenti, particolarmente idoneo ad artiglieria, trasporti civili e lavori nelle grandi aziende agricole. La selezione ebbe inizio ufficialmente nel 1926 e nel dopoguerra, con la ripresa agricola a trazione animale, ci fu un'importante espansione dell'allevamento dalla zona storica a Lombardia, Italia centrale, Puglia, Sardegna e Emilia-Romagna. Altra crisi con la meccanizzazione agraria, ma fu il meridione d'Italia a consentirne la sopravvivenza, passando all'utilizzo da carne. Alla fine degli anni 70 l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante e rapido estende il controllo selettivo in tutta Italia, date le caratteristiche rustiche e di adattabilità a tutte le condizioni climatiche del territorio italiano. Questa è la storia, ma qual è l'approdo ai giorni nostri, in cui questi cavalli sono arrivati a superare i 7.000 capi? La razza, come ha detto, nasce nei fine 800, poi inizio 900 viene sviluppata per la guerra, c'era la necessità di cavalli veloci e forti che trainavano carri da guerra e lì inizia i primi anni di selezione. Per anni è stato introdotto un cavallo francese, bretone, per migliorare le caratteristiche morfologiche di questa razza. Con il tempo si sta creando una razza tutta sua, perché ormai sono 15 anni che lavoriamo solo con stalloni TPR, quindi si sta creando una razza tutta TPR. E è una razza con delle notevoli potenzialità, una razza tutto tondo che si adatta molto bene a molte temperature, infatti si è diffusa in tutta Italia, la troviamo a Bari, in Puglia, qui ci sono allevatori presenti che vengono da Matera, da Bari e ci sono allevatori che vengono dal Piemonte, ci sono allevatori che vengono dall'Appennino, dall'Abruzzo, dall'Appennino di Amatrice e sono cavalli che si adattano a alte temperature a zona di Bari, diciamo, e a basse temperature a zona d'Alpeggio, dove i pascoli sono più miseri. Un cambiamento culturale dà nuova linfa a questa razza, crescente domanda di animali impiegati in attività amatoriali come gli attacchi, ma anche in ambito agroforestale per lo sfruttamento sostenibile delle risorse agricole, specialmente in aree collinari e montane dove sussiste la necessità di salvaguardia degli equilibri ambientali per disboscamenti e fienagione, fino all'espansione del turismo equestre, visite con carri in parchi e riserve e all'agriturismo. È un cavallo molto sfruttato per quanto riguarda lavoro agricolo, in particolare nei primi anni del Novecento, perché in tutte le pianure, in particolare la pianura padana, veniva usato il cavallo, un animale veloce per un lavoro agricolo tendenzialmente snello. E poi col tempo si è andato avanti con la selezione, adesso è un cavallo molto apprezzato per passeggiate, quindi un cavallo anche sportivo
e un cavallo anche da lavoro boschivo, come ha detto lei. Infatti sulle zone di alta montagna dove i trattori non possono arrivare, meno male che abbiamo il cavallo TPR o derivati dal cavallo TPR. In particolare sta prendendo molto piede su aziende biodinamiche dove si cerca di abbandonare l'uso del trattore, l'uso di motori a scoppio per un basso inquinamento. Il cavallo, in particolare sui vigneti, sta partendo con dei lavori agricoli biodinamici e è molto apprezzata. La nostra razza sta sostituendo tutte le razze che venivano importate prima. A casa ho 8 TPR, è una passione che ho sempre avuto da 30 anni. Da 30 anni è un hobby che ho. È la soddisfazione perché quando vado alle mostre così essere fra i primi a scapito degli amici che delle volte mi dicono che non mi vogliono più in mostra perché vinco sempre. E poi devo dire un'altra cosa, che sono fortunato che ho la mia moglie che è appassionata quanto me per i cavalli. Lobo dell'allevamento della famiglia Cavezza, proprietà Mirko Cavezza, Città Reale, Rieti. Tallone che noi usiamo sia per la riproduzione nella nostra azienda, nella stazione di fecondazione naturale pubblica, e poi lo usiamo anche per gli attacchi. Gli attacchi che vuol dire? Finimenti? Finimenti, attacchiamo i carri, in questo caso l'altra sera abbiamo fatto una dimostrazione con un carro agricolo trasporto bestiame, se no attacchiamo pure finimenti, attacco sportivo con una maratona, pure cerimonie per i matrimoni, dipende, lui tira. Senta, ma la soddisfazione che dà allevare questi cavalli? Quest'anno ci ha dato una soddisfazione in più, che è arrivato secondo classificato, quindi va bene, va bene. Dai. Io avevo molta paura di questi cavalli, ma grazie a questo bel fusto che ora si sta strofinando mi ha fatto cavalcare, mi ha fatto avere un'altra esperienza di loro. Pensavo che mordessero e facevano cose cattive, in realtà sono così buoni e ora imparo anche a cavalcare, a fare tante belle cose con lui. Difatti lo chiamano il gigante buono. Sì. Per noi in questa regione diciamo che sono due negli allevamenti equino, se il cavallo bardigiano sulla parte Parma-Piacenza, no? Soprattutto una parte di cavallo del Ventasso su Reggio, e il TPR ci fa tutta la parte romagnola, diciamo, da Bologna, Ferrara, Ravenna. Diciamo oggi il fatto di avere ancora una razza così diffusa con certi numeri o meno è proprio la polifunzionalità di questo cavallo che si presta a varie realtà e quindi è considerato, diciamo, un cavallo agricolo, ma che ti permette appunto sia nelle manifestazioni che negli altri aspetti di poter ottemperare, diciamo, tutte quelle che sono le esigenze, no? di un allevatore, diciamo. Perché oggi il sistema allevatori sta cambiando totalmente, soprattutto del TPR è anche un aspetto legato alle biodiversità, no? Perché sia la comunità, soprattutto il nostro paese, lo Stato italiano sta investendo molto sulla partita delle biodiversità e quindi di valorizzarle. Il marchio della razza è rappresentato da una scala a 5 pioli racchiuso in uno scudo. I soggetti sono particolarmente adatti all'allevamento allo stato brado. Sfruttando pascoli di scarsa qualità, crescono gli allevatori ed oggi è una delle razze più diffuse in Italia, simbolo di biodiversità. Allora, quando finiranno questi campanilismi tra Albana, Pignoletto e anche Lambrusco, dico io? Allora, io oggi, Claudio, mi sono fatta un lambrusco e mi è pure piaciuto. Mi sono fatta le bollicine di Pignoletto, l'Albana me la faccio appena finisce questa iniziativa. No, non ci posso credere. Allora, no, io no, l'Albana la amo e tra l'altro so che c'è una battaglia, come è stato per il Sangiovese, per farla diventare vitigno patrimonio nazionale. Chiudo la parentesi perché sennò mi rendo nemici questi due signori. Ma questo non fa altro che valorizzare le nostre tipicità, certo, quindi certo. È un valore aggiunto che diamo all'Emilia Romagna. Sì. Beh, insomma, intanto abbiamo visto che sono apprezzati questi prodotti. Sì. Difatti non c'è rimasto niente. Non è rimasto nulla, ragazzi. Non è rimasto, è rimasto poco, l'abbiamo lasciato solamente per esigenze di scena, esatto, dico bene, esatto. Però se no sarebbero andati via. C'è gente che attende. Che stanno ancora arrivando, certo, stanno la ancora frutta, arrivando. la verdura, e c'è gente che attende il proprio turno.
Senti, allora, noi abbiamo fatto questo appuntamento, ce n'è un altro, l'abbiamo detto più volte, Sì. a fine agosto 26. ci ritroveremo il 26 per vedere insomma se anche a fine agosto ci sarà questa voglia di conoscere i nostri prodotti. Beh, io ho visto che stamattina, già appena è iniziato l'allestimento, si sono formati capannelli di curiosi. Ho sentito anche un po' di testimonianze dei turisti che arrivavano un po' da tutte le regioni d'Italia e loro sono proprio contenti, quindi secondo me è la pigrizia nostra, tra virgolette, che rende magari difficile questo dialogo. Invece basta poco e tutta la riviera sarà inondata solo dai prodotti delle campagne della regione di appartenenza. Basta veramente poco, è stato comunque una promessa questa che ci siamo fatti anche con il gruppo dei bagnini che hanno accolto favorevolmente, anzi loro sono anche stati da stimolo per questa iniziativa, credo di capire, quindi insomma vediamo il prossimo anno, intanto vediamo il 26, magari te ci mettiamo in costume la prossima volta. Sì, io non sono molto balneare come vedete dall'abbigliamento, però oggi mi è piaciuta molto perché questa brezza senza il sole cocente per me è il mare della riviera, è il più bello, anche con le onde, poi il nostro bagnino Marco si è bagnato fino a qua, però insomma... Allora, bene. Facciamo uno scambio a questo punto? Allora facciamo, non incrociamo. No, perché non va. Ok. Prego. Eccoci allora, qua. Anche noi facciamo un brindisi. Facciamo tutti, ok. Un bel brindisino. Allora, leviamo i calici. Dai. Libiamo, nuovo slogan di questa riviera, CIA, Confederazione Italiana Agricoltori e naturalmente il mondo del sindacato balneari e quindi i nostri bagnini che ci hanno accompagnato con questi bagni che tra l'altro dicevo offrono ospitalità e ristorazione, quindi ancora maggiore sensibilità alle produzioni e alle eccellenze territoriali. E grazie ai nostri produttori. Esatto, a tutti quanti. E di frutta naturalmente. E di formaggio e di birra, citiamoli anche, certo, tutti, insomma, quelli che hanno partecipato. E alla CIA. Allora, con questa bella immagine, dove ci potete ritrovare, rivedere, contattare, lo state vedendo in sovrimpressione, che dire, l'appuntamento a questo punto arriva esattamente tra una settimana, perché nemmeno a Ferragosto noi si fa festa. Cin cin! Cin! Alla Romagna. In collaborazione con